Mamma ti porta innamorata mia. Lasciatela parlare di giorno fa. Diceste, è una delle mie cari. E mai permette che tradesse tanto. Ma guarda mamma, era 20 anni. Si chiama Colorado e Mazzolone. Ad una vocazione propria scassore, che notte piove e la trema. Mamma, non si ritirerà, già con l'occhio di chiama, il colore la mamma si ritirerà. Se cambia la musica, mamma comincia a convincere la mamma. Lo giuro, mamma. Mamma, se tu vuoi bene un figlio tuo, io. Facitemi una tazza di caffè. E può aiutare, ma vuoi vedere? Tu vai chiusa, Erano le 4 e stanno. Ma sono che 7 stamattina. Da 7? Quando? Io. Apri? O freddo di novembre. La vimba 3. E pure da rapì. È tanto. Oh, magari sarà un tuo padrone. Mamma, questo è una loca. Mamma, ad che novembre, che para Siberia pare. Fa freddo ma il giornata è buona. Mamma mia. E non tremate più, fratello. Fratello, Guardate. chi te ha usato ancora? Hai fatto dei 4 stanotte fino a qualche lato. Uè, non parli chi ne fuma che non è capace di pigliare tu. Toto, ma chi ha vinto stanotte? C'è una rina Santa Cruz. Ah, Cocco così. Ma gli amici di più assai è stato che totale un salvatore. e te pareva? E beh, su Don Salvatore mi tocca a nervatura. Sono 2 o 3 giorni che è venuto in casa qua e che la guaglione che sta con Is. Come si chiama? Che la tutta... E Giacomo. Ah, sa? Ella si vede la mattina con isso quando vanno a mangiare. Ah. E la sera quando la portano là. Là. Al lato? Oh no, mi pare proprio una creatura. A roba di una guaglione bella come quella. Appressa uno come sto Don Salvatore. Ma allora vuoi dire che i soldi che guadagni c'è dai? E come ti va a me? E chi mi attacca a nervature? È fortunato con io che fai? Il so tipo che le femmine sono sfortunate con loro. Uè, ma tu che dici? Gennarino ci avrà parlato con questa? No, non credo. No. Sono di 3 giorni che sono venuti in casa qua e essa appena si fa per i cocco. Beh, non può essere che Gennarino tratta essa per s'avvicinare essa. Ma che ne sa, ci ho poi tenga di cose, va capo. Datemi a po' caffè. E se sta scarpando la macchina. E beh, tu mi credi, io essa non l'ha giù capito. O facesse tanto una faccia di pappero. State qui, Ma come già sta quieta, come già sta quieta. Chi mentre pare che può scattare, si ritira. Ma chi se camuffa come mestiere che fa? Non si può compromettere per non perdere la pappa. Hai detto? Datemi a po' caffè che la macchina si sta rasquagliando. Aspetta, alla squagliata già dice un'altra cosa. Guarda che stanotte qua nessuno ha pavato niente. Né consumazione né le ore di gioco. E hanno pagato chi le hanno perduto. Oh mamma mia, chi le hanno perduto erano gente fuori quartiere. E che volete da me? Che voglia te! Che voglia te! Tu hai portato e tu pava, o se no in faccia... no. State ferma che manda, stai ferma! Oh, mi sta mangiando Guarda che hai capito! Ma no! Ieri è portato un caffè. Devo fatto innanzi a donna Gesù. Ah no, non sapevano no, altrimenti mi coppia a fare una brutta figura, non la già fare. Infatti, tu si può con un guaglione. Madonna, amore mio! È arrivato Teresa a pubettare. Uè, pigliatelo poco
confidenza, che io sono uno scarpino in capo, Cominciamo pure, qui l'hai da finire e fa tutto quanto è guappa. Oggi noi qua pari mezzo vero, Non ha portato un caffè per attrezzo. E chi parla? Forse ne parlo quando io Non cambio. gli faccia fare questo bar, la verità. L'hai fatta mattina stamattina, sì? Zitta, donna, ti dovevo vedere, ti dovevo baciare. Appena ti decide, dico a zia Gelsomina che facciassi carta, così subito ci sposiamo. Baciami, Catonno, baciami! Riavo fornica a mesi ci vedi mi metti scuro. E tieni il giornale, ci passiamo dietro al giornale. La mamma è più eccitante. Ma che dici, Mamma, è non è come pure si cosa sul moscia. giornale, Dai, muovati. Hanno messo il separé, hanno messo. Casto caffè. Oh, il caffè. Il caffè. È amaro. La massaggia, e no a danza, mi ha massaggiato la bocca, perché un bacio è stato rosso, io un caffè te paramaro. Ah, ho capito. Anche voi mi vorreste baciare? Chi tu vuole? E invece no. No. No, Andare. a strada mia. È Tatonna. Sì, e chi lo so pa strada, te porta. Tatò, siente, sta già una ambasciata. Traseri in toppare. Sotto un bancone. E tu io stai giusto se vai sotto un bancone. Ma tu O così. non può voi permettete? Ma qua permette sì, grazie. E ha fatto tutto così. Tu ma come hai fidato per l'albergo fa? Guarda qui, la un po' così, Ragazzoso, 150 lire. la mamma. E chi è mamma te? E chi è sto? Poi, ma chi si? Non lo so. Vira roba, buttalo. Dammi un bicchiere d'acqua che mi fa. Ma che te hai mangiato che vai così presto? Ma ci mangiate una palla di riso e che serve di pizza che mi tenevo in mano. Allora non me la fa, ma ti mette paura, ti levi una bocca. Tengo paura che mi levi una bocca. E dammi una povera. Ma qua, qui che bella giornata che hai schiarato, stai Ma allora te le rubate pizza? Mamma vorrei che tu. Guarda, ma che ti sputo fare? Poi quando sto mariuto, ma scippato le pizze a mano, ma scippato le pizze a mano nella pallerizia, caccia e pizza! Mira, noi caccialo! Non chiare! Ma un limbo per me, oh no! Dammi sentire che ti indovina a cucare la dose. E che muovente vino? Ma chi si sa mangiare le pizze e sono rimasto io? Caccia e pizza vado stronzo! Ma un limbo per me, oh no! Ho visto sta mangiando a casa fuori. Poi va a ristorare un po' grazie. E dammi pure scendere da me. Allora, quando è tu lei? Venuta nata Mariola, è venuta, Ah, non ma ora? No. E io ti faccio schifare il pepe. Ui, ecco da 100 lire è stato quieta! Mannaggia voi, e pizza e pallerini! No, è pizza, non ne ho vero. Oh, ma non ne ho vero. Non ne ho vero. A balleris, ma la rate che? Io vedi se la girati. Allora che vuoi? Ah sì, e ho avuto il capo a capo a Ma tutti un e limbo due. per me, oh no! Fammelo via sì. Dire che Papà, papà, Ha fatto i figli a prima mattina. Papà, chi lo sa? questo lui, ci vanno vattero. Io vedo, ci vanno vattero. Lui deve essere come un Ehi, non ci parlate però! Noi, Adesso hanno parlato, ya. Voi dite che se mi ha rubato la merenda mi si è rubata, ma ha scippato le pizze a mano nella pallerizia. Vado a merenda, non ti ha rubato la merenda, andiamo fuori. Don Gennarino bello, Don Gennarino simpatico, Uè ciao! già, come ti E poi ci facciamo una discussione, e so di uno che poi... E va a finire che oggi va a Gennarina. E ma... Non ho capito bene. No, stai dicendo come lo proverà capo a Gennarina a pazzia con Gesumina. Uè magari non posso manco pazziare, tu non ne hai fatto l'innamorato geloso, ti ha fatto l'innamorato guappo,
se lo sai fare. Io ci so, papà, ma perché ho poveretto? Rimane, Andrea. Ma come è bella stato in carella? E quando è bella sto mascolino? Come volete scusare? A chi io voglio? No, io parlavo a Alfonso. No, Alfonso, per carità, è troppo presto per me e per lui. Sì, hai ma mettere ancora in rienda. I papà che a me guarda. ti scusa a pezzo faccio. ti faccio carente. Ma come tu hai educato sti bambini? Quando tu hai educato? Lei non diceva che lui a chi a me guardi. Ah, forse per quei documenti che non ha già ancora I buttato. documenti, non c'è mio, per i documenti va bene. Quando arriva la cartierista per la liquidazione mi farete il sollecito. Ma mo c'è chi a me guardi. Perché chi mi ha scippato le pizze a mano e la palla di riso. Quanto non buciardo. A me, non c'è mio. Don Gennaro, mi dovete credere. Io tenevo due palle, ma ne tengo una sola. Vabbè, io dice, ecco una palla potete sempre arrangiare. Ma mangiate e mi sono puntato sto. Ti può dire una cosa, non mi c'è? Dite. L'ha fatta fa marena a sto Chi piccerino. mi ha scippato la mano? Ha cattato pure un po' di scarpa, sta scala, questo guardone. Ti tengo che me che fanno schifo, è brino. Due scarpe, te cattato. E scarpe che non saranno io. Io faccio viere scappa sempre in modo. Sostatemi se notte miezza mia, non ho conosciuta ma me foda. E scarpe che non saranno io. Agnagno guaglione, ma sta spazzando con. Io dico che è buongiorno. Io me l'abbraccio come a frate e sorella. Giovanata pazzella, c'era con Vicentina. Voleva una puzzetta e io ci ho faccio qui. Metà di guagliona, ognuno mentre schifo. Chi sa va maranella messa chiusa a non è Mariola stamattina e sanno perdonare so guaglio Sono i più belli marioncilla, sono i più belli marioncilla. E Achille, o Rocco, o Parisiello. E volete sapere perché va pigliato sempre con me? Che volete sapere? Ma io mi muore fa. Io mamma mette a chiangere. Guarda brutto, guarda chiaro. Non mi scelzi cagna quello lì. Che è successo? E per che si sanno mangiare la marenna mia. Oh, ma chi ti conosce? E non saccio proprio niente. Beh, guarda, se fa che. E va a dire il re c'ha che c'ha la vado. Tu vado in mano a colla e guaglione stanno conmigo. Con voi. E mi dispiace che l'avete fatta mangiare la marena di un nostro compagno di gioco. Ma sa proprio ne mazzato. No, chi lo fa bere? Posso rapire. Si scherzava. Ah, se si scherzava. Poi già si è ritirato. Però. Ma se fosse nata volta. Però. Niente. Si è ritirato da volta. Ce n'ha sono 2 o 3 giorni che sono venuti in casa qua. E 2 o 3 giorni che vi conosco. A voi mi saccio con mamma positiva. E a tanti scienze per un bravo. Ci siamo conosciuti quando è caro. E che carta si fa presta amicizia? Ma se mi permettete, voglio offrire la colazione a Don Vicino. Grazie, don Salvatore, grazie. A tu sta, ma che bene il marello, questo. Ma dispiace cosa? S'affacciano. Ma come ci sono misti, mica il zappacciavo. Ma perché ti guardi che Che si vede? Devo guardare nella vetrina. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È bellissimo. Uè, ma chi è questo? Ah, è la femmina di Don Salvatore. È una buona guagliona.
Esce notte. Dammi i soldi, no? Zitto, che ti sentono. Quanto ti sentono? Dammi la 5.000 lire. Vieni qua. 3 troppi. Castano i 5.000 lire da mangiare. Grazie, non so come ringraziarvi. Oggi noi avete visto? Vi ha dato 5.000 lire, ma guardate che mi ha dato perché io c'è io. E perché l'avete parlato in terra, Gennaro? È stato un gesto che a me non è piaciuto. È piaciuto a me. Non vi capisco. Mi spiego. Il laggio monato in terra e là in c'ha 5.000 lire. E c'era un grado volta in mano la 5.000. E per questo ce l'ha data essa che in mano solo. Perché se c'era essa è come se ci resse una figura di una santa sofferente. Allora sono venuto. Oggi fatto cocchini e mano vacante. Andate a fare Marella, non mi ci. Se non vi dispiace. La stessa 5, buon appetito, andiamo. Grazie. E chi me levi più a mano? Posso? Che ti mangia fuori, vengo con te! Vengo pure io! No, vai, da tuo piacere per non ti viene me, ma hai tutto segato nella marella. Per piacere, pigliate passi voi. Se ne porto un caffè commissariato. Commissariato. A me. Già fanno notizia, Ci pare sta zangarella, ma per una muscella che ha conversione, morte fame, morte. Poi altro, il cade che è una brutta parata. E che poi? Il te mosa a picce, tu che sei guappo, fa una bella asciutta. Qua su, ti faccio una trasuta. Salvatore, andiamo un gene dopo. Ah, già chiedi una cosa con l'amico Gennaro. E avete venuto una buona aiutata, giovino, mi avete venuto la signorina. Parlate. Volevo dirvi, esordo vostro scendere roci. Ah, ho capito che volete dire, ma sono denari e jugature però. Denari è mestiere sempre, mestiere diretto. È chiarito. E bisogna. A te esci. Anzi no. Capite come? E se Gennarino accetta, volesse fare la partita con questo rindopo. Ah, mo mi scalzo in un bar. È meglio che fuori. Lo vado a stivare una mia, Gennarino. Da buoni amici però. Da buoni amici. Mi porta troppo con me. Amma qua, va. Amma roggio, amma simpatico, amma carne piace, amma saporito. No, che bello. Va via. Ah, che volevano un caffè? E se volevano un whisky, che mi faceva? Raccatta una vesticciola, siamo? No, io sono Zangarella, così c'è io. Vabbè, ma sempre ti voglio tenere un poco con me, ti voglio pettinare un po', a te ti posso accattare scarpe. Me accattata a me. Vorrebbe se sacci purtroppo. Ma volessi sapere un nome tutti e due, chi morisce per prima? Primi, A me si era una come buona me. guaglione però, Le femmine sfortunate sono tutte buone guaglione. Sono Giovannina, figlia da notte. Io Maritella, zingara chiamata. Oh, nonna mia, è Amalia Santa Notte, e siamo tutte e tre figlie scordate, ma sotto mante mamma curate. Sconnizza mentre viene, sono come brillate. Anima mamma e buona, ma sto sola pietà a me. Simma figlia d'annutata, ma te ne sciura tutte e tre. Simma figlia d'annutata, ma te ne sciura tutte e tre. Gesù mio, pensa ai capo di tutto i figli così. Rimane, non tenga dietro.
poveri guagliù, chi lo muore, chi lo sono 3 figlietti, ranuttate, 3 figlie ranuttate. Quando vedo di queste scene pietose, o cuore mi addiventa quando ero che a parire l'addiventa. Figurati, io tenevo quando ero già a parire, ma non lo tengo proprio più. Io sapevo che faceva per me. Sei squagliata sto scemico. Mi auguro che si c'erano quattro mangi stessi. Vabbè, si vuole quattro, dopo durare sempre. Grazie, state come? Sì, Morais, così si sveglia l'indole. Che rite? Che si sveglia l'indole. Uè, non ha cominciato a fuoco da prima mattina, Ma che capivo Che come si ci a parlare sveglia, che italiano si con te? sveglia. L'indole sarebbe l'innato, l'istinto, quello che te grinda, no? Perché sono nato uomo. Io un uomo perché innanzi all'occhio mio. A me. A Gennarina. È bella, simpatica, prepotente, gelosa, pazienziosa. E io così sono. Ma perché ho poveretta? E allora guarda ma buona Gesù mio, che sei oppositiva mia. Che bello, sai. Siete ma buona Gesù Subito sotto nostro, per i fastidio. No, e chi lo ride ci può, quello mi E monta. già dell'indata. Non mi spunta, Dunque diceva Gesù mio, io quando dico una cosa che la faccia, a dritta che ti sposa, e io che sposa. Sotto? E guarda una bella canzone, Ma sai. qua canzone, che è oppositiva, per dire che quello che dico, quello faccio. Questo è il tuo positivo. Ah. Ma ti faccio vedere un negativo mio. Guardami buono al fondo. Ma pure ma copia originale, un daretto, guarda cattivo. Ma perché non mi puoi scusare? Ma non è che non ti voglio scusare. Non ti posso scusare. Ma che cosa te lo impedisce? Esso. A benzina? No. Miss, no, la dici in italiano, Non parla italiano, non ci fa scemo. Gennarino. Gennarino? Sì. Ma che t'ha fatto? Tutto mi ha fatto, tutto. Mo sono tutte in notte. Mo sono in bianco nero e in tecnicolore. Ma che non ci ne ma scopa che? O vego per tutte parti, o vego, si cammina in mezzo a vive e faccio i servizi per dentro la casa e mo vego innanzi. Ma a volte e mo vego a rete. O vego sempre o vego. Gesù mio, ma a me non mi pire mai. Sì, Sì, quando mi pire? la mattina quando mi scendo, va che rindo a cucina a La mattina quando ti piglio il caffè, mi pire in da tazza. Io ti capisco quando parlo tu, ma tu pensi che non dice alla gente che figura per diciate. La faccia è come zista, cantare Gesù mio, la virgola è vista, che la poteva dare. E io tutta ammarattanata, posso parlare a gente, la faccia una mappata, a chi mi ha tutta Gennarina. Ancora ti perdono, non da giro, non da scanna perché tu sei troppo buona. Si può pazzia. Gesù mi fai sperare. E morimma. E e guarda che si sferra, so guai a Gesù mio, so cielo serra, la faccia si ambazzì. Tu cacci i documenti, fai qualche piacere, ma non dispiacere, Toronghia, Gesù mio. Gennarinella. Io la giro innanzi a te. Io ti faccio scompare, Sta tremando la lingua in bocca. ti faccio tremare, Ho discassato povera, non si va a caffè. e tu vieni a piazza a me. Venga a priesta, no.
zitto! Non hai capito il mio carattere? Io sono nata per essere dominata. Dominata! E io ti domino. Lascia messo Ma vuoi farmiano, non mi hai fatto combinare ancora niente in dobba. State fermo. Mi dammi chi stiamo me? State fermo. Chi stiamo me? E pigliato riesce a tre. Ma voglio essere tre. Che vuoi che queste montagne russe? Allora è vero, montagne Una russe. capita mia. State fermo. Allora, mozzata! Vieta via, gente che ci vede. Non ci sta nessuno. La signora quinto piano. E quando ha frecchia da una signora quinto piano? Guarda. Ah! No! Che hai fatto, Alfa? Che hai fatto? Che ci fa? Mi era trovato in un posto sensibile. Oh, quello. Finalmente l'ha già Questo trovato. posto sensibile mio. No, vicino a Recce, no. Ma sei pazzo. Mi sapevi? Orecchi! Cazzo, orecchini, Mario! Ma da me brillante, tu volevi pigliare. Ma che capi? Ha giocato? Quando non rende l'asco, pensavo che ero Ma re. vero, è andato così grosso, di. Intendo grosso assai, Oh, capisci, beh. capisci? State Ne bene. pensasti qua? Ne pensavo, ma dove gli pure l'accettino, dovevi? No, non ho fatto. Non ho fatto. Non ho Poi ha già fatto, No, non è che scuola. E poi municipio a caccia e carta, raga, ma mi chiudo sangue in casa. Ma che caccia e carta e ci spostiamo. Vai, sbrigati. Maronna! Che? Esso. La fa benzina nata? No, Gennarino. Gennarino, esso. Tu bar non si può giocare, Perché? Un barrecchino e fumo. E un fumo con te stanotte, ti qua tutta notte. Comunque vedi quello che ha fatto. E che pozzo fa lì? Succo do fumo, ma. Ha già fatto. E come mozzo? Succo do fumo. Beh, mozzo. E come se tu con fumo? Sapete mamma dove state? Lo sabato va, continuiamo a casa, per accomodare, grazie. E non puoi passare la mattina a scuola. Si trova il giocatore. Ah, dai, poi non giocate con lui. Sì. E poi un municipio a caccia e carte, va, che in un mese spusammo, però prima che spusammo ci aggiarano pacchera a Gennarina. Ma non mi può fare. E nuvuto, Gennario è nuvuto. Insomma, non fa per un finiamo non nell'arco. Così calo. Vabbè, ci veniamo a mare nell'altro, va? Sei come fatto da Gennarino. Perché che è? Ma notte, Gennarino so parlare o va? Guardare? On Gennari scusate, vi devo dare un pacchero. Una scommessa che ho fatto. Avete vinto, avete vinto. Grazie. Ya. Che bella faccia liscia che lì. Ma perché hai che un po' dopo? Ma era un morso in dopo posto sensibile. Ma non è tutto fatto, molto sensibile. Faccio una E tavola. quando facci, guarda, vuoi far giocare a Gennarino, va? Vai a cacciare le carte al municipio, sbrigati. A proposito delle carte, il rinnovo del mio passaporto a quest'anno. Il nome del passaporto. E sapete che cos'è, don Gennaro? È che voi avete un grosso carico pendente. E l'impiegato ne tiene conto. Ma ti dice una manaco? Si vede. Si vede. Ma ti dice tutti e due manaco? Ci mettete sotto cosa? Streghiamo poi mandiamo a essere solo un po' per caso non sono giusta. E non posso giurare che faccio il mese passato con cui questo. Come hai tu capito a Cile che ne hai chiamato? Un impiegato che si sbaglia. Che stai sbagliando? E pure la riesce a terminare i nostri che siamo in famiglia. Sì, a così fosse tu a dire sempre l'ultima parola. Tu hai la coppa a me, no, io ho la coppa. E qua. A Gennari scusa, ma avete sentito che ha detto questo? Che sta c'è la femmina da stare sotto l'uomo a coppa? Tu sei scemo. Tu hai perso il cervello. Ma tu non ragioni. Mi sono pappavato. Ma qua pappagallo. Chi comanda in da casa è la femmina. E per conseguenza la femmina sta sempre a coppa a loro.
Ma poi ogni tanto ne avevo. Sempre. Fate una bella figura, ci fa. Hai capito bene, un peccato. E stai a sentire le parole di un uomo vero. Perché sto apposta. Ti fai dire il cervello, non fa la nascita. La stai boninato. La nascita, anche se famiglia lo faccia scimmettere. A Fontina. A Fontina? La faccio io a Fontina. Com'è bello quando giochi e cazzo. Qui a Sinazza ha giocato, a Sinazza. Sei grande come te. Sei grande solamente tu. Ti odio e poi ti amo, e poi ti odio e poi ti amo. E non lasciamo così. Sei grande come te. Sei grande solamente tu. A me mi odia e a te ti amo. No, che lei è tutto il contrario, fa. Quindi pure in giro, sì. Ma guappa, ma va fermo. Te sai chiagnere, Reniere. La voglio bene, Gennaro. Dimmi tu come già fa, Gennaro. La voglio bene. Ma chi vuoi bene? Ah, Gesù mio. E ti abbraccia a me. Per un conto, ma mi vicino il carto non guarda niente a nessuno, scusa. Uè, Dotto. Capo. Lui si ma mi c'ha d'andare. Fatto fare un mazziato, non fammi sfugare un po'. Sì. A me mi ha avuto la causa per te che tu non riesci così qua. Scusate amici, ma mi ero proprio scusato che ci ha dato l'avvocato e un po' di permettete. Andi, possono sono partiti. Lei era buono con la stella, gioco, gioco tu, gioco. O li sapevo con la stella, no? Se ci tenevo anche il carta in mano, da ingranare. Ma già scusato su me, non sa come ha già fatto. Ma va guappa. E se mi va guappa, e faccio guappa. Però si va già battere, facete per battere. O se no che non mi sposi più. E io a Gesù mio la voglio bene, amore. La voglio bene assai a Gesù mio. Guarda, voglio bene a Gesù. Non piangere. Perché? Vanno in lacrime con peccato. Ma non lo fai qua? Vabbè, giocate, ma me ne va a grinda. Anzi, se permettete, vi porto 2 prendi pagati. Offro io, d'accordo? Allora, Gennaro, essa mi va guappa. I faccio schifo, ma per te sta È proprio ingenuo. Sincero, commovente direi. E beh, io può fare contento, ma facesse pure fatta la chillo. Basta che Issa facesse una bella figura che la fidanzata. Ma A Issa sì. A Nata no. tu abbiamo. Giochiamo. Chi potrebbe essere quest'uomo? 3. Tu dicessi acquistare manco un l'opera poi tranquillo a me. Una tassa. Io la conosco. Vedete, Gennarino, io non mi posso compromettere. Faccio un mestiere illecito e delicato. Vi faccio un giocatore di carte e cercate chi le cava con portiere là. Vi faccio giocatore qui. Si amate proprio. Vi faccio con mio padroneggiò. E che può padroneggiò? E ve la lasciamo io. Dopo giocate si paga il loro gioco. E carte si tornano nice. Amate proprio. Ma chi è sta male? Mo dici di nata volta male. Ma ragazzi dei 5.000 stamattina del vostro gesto demorava là. Non sapevo che si chiamava male. Ma sapete che si chiama male e che appartiene a me. Ma come posso padrone di carte e poi io gioco. Giocate, pagate, mi carta una tunda a me. È chiaro? È chiaro, ma non mi interessa. Non mi interessa. Per verità. Ci vanno avanti. Per carta una tunda sempre a me. Se no non vado. Non mi interessa. E non mi interessa neanche io qua. Io ho fatto senso. Io ho mestiere mio. Io e femmine mi cura, mi guida. Ci lavo quella patina di volgarità. Ci do una classe. Basta. E basta. E con quei prendi, offre la ditta.
Come vivatillo tu, voi? Va bene, mamma. Ghiacci. Accetta tu. Che schifo, mamma mia. Hai ragione. Allora io me ne vado. Volete accendere? Non fumo. Come volete. A più tardi. Guardate che gioielli che vi porto. Ehi, due figli di signora a un concorso di bellezza. E in mano vostra che sta sanno fa, signorina? Maritella abbiamo comprato anellini e collanella, Giovannino pullover, pantaloni e scarpe, ma per scarpe non mi pare che è tanto contento. Perché? Sì, io le scarpe non ne saccio portare. Se la buttare le scarpe, come non piace? Ti chiami Giovannino, che bello nome che ti. Oh, è sta piccerella, che capolavoro zangaresca, eh? Io mi chiamo Maritella, la signorina si chiama Amalia. Si mi cresce no. E mo siete del rosy maggio, i camerati facciamo vedere pochi, tanto Ma bene. avete si sa fame, una cella che porta le creature a passeggi. Se creature c'è da ammato gennarino, e tu trovi in coppa preparato. Andate in barra, facciamo vedere il caramello, Ma quanto è brutto che loro? Un mese ne prego. Oh, faccio una fattura ai bus, e ci ho fatto. Signori, grazie per i bambini, eh. È stato un piacere. Vattene sopra, vai. Vatti a preparare. Io vado ad esigere. Permesso. Ma che fu banchiere, chissà, Ma come siete caruti in manesso cristiano, tu? Mi fa scorrere un contatto. Ma capisci, cara signorina? Ma poiché già sacci qualcosa, Uio, non è curiosità, è dispiacere si può domandare. Lasciate me Ama, lasciate me ama. Io amo l'ucchio agni di stuccio, sono troppo bella, picchiaglio. Perché volete sciupare sta bella faccia? Quando stavano chiusi, dicevano i compagni miei là dentro, poca scimma ci avevamo trovato un marito, ci sposavamo. E scendevamo a bascia a chiesa del convento a pregare per questo marito che dicevano. A chiesa teneva una porta a rintovica e ci trasevano voce, gli astemma, e pure gente. Pensa a folla passaisse, giovane, elegante, profumato. Non si assottava mai a una scanna, mai a una seggia, a un letto. Quei labbra che pregavano e gli occhi che guardavano, annuiate guaglione per sotto tutte uguali. Un momento della comunione veniva in mezzo a noi, in coppa all'altare, e si comunicava. Parevano santi. Io guardavano tutte guaglione, ma io giuellata. Era bella vedere un giovane elegante e profumato e si fa comunione. La settimana prima di Pasqua passai vicino a scanna mia dicendo: quanta bella gioventù! Sabato santo a tarda sera volete essere io all'ultima mamma confessare. Sceglie grano interno del convento, ma questo confessionile trova esse che mi chiude l'occhio con un vaso che non tornetti giù. E non è venuto giù. Restai intero confessionile tutta la nottata. A mattina scappai da chiesa e ho ietta cercando. O trovai all'angoletto lei fermo, in una macchina con cercata il femminarino, ma guardai e redendo e mi dicette: sai tu, tuo compagno nuovo. Ormai mi saglietta, ormai a saglietti pure, ma come gli hai con un fazzoletto colorato con mie vetri tuo convento. Ulaia, dintano salone chi le luce, divano, palluccio, cioccolatino. Bicchiere e signora mia si imbriaca che poi ci portai in ognuna. E fui pavata. Non avete mai pensato che questo veniva in da chiesa apposta per voi? Oh sì, per se trovare guaglione ingenuo, un guaglione chiede fantasia desiderosa, e per questo che mi fa scorrere un puntato. Pare come se io sacrilegio l'avesse partita. No, isso. No, voi no. Voi non tenete colpa.
Voi siete un angelo che scappato dal paradiso e ammanato in dall'inferno. E un angelo morì, teneva, si chiamava Addolorato. Eri giovane e bello come a voi. Compagni e chiesi con mamma mia, tutti e due pregavano per me e mai per loro. Gli tenevano posto a Porti Napoli, guadagnava ancora, non mi poteva lamentare. Lassai tutte cose a manietta all'estero e non dette che ho notizie mie. Mamma mi chiese, essa rinda in ospedale malata di malinconia. Un'amica all'estero mi incontra e mi dice Gianna, corra a casa. Io corretto e mi pigliai il torto e mi imparò. Mo si è venuto, mo che sto morendo. E a dove trova, era addolorato come me. Mamma mi vicino lietta sua, che la mano sua, la mano in mano. Ha stringuto forte, ricetta figlio mio, te la portava sempre in tuo cuore in coppa la coscienza. E quando che l'occhio è bello, piatoso senza raina, gli rimanette sola. O io che carta amica, vita sbagliata, tutto un rimorso. E mai sa pace stare a me. Solo in te preghiera, aveva incontra, ci parla. E mo parlando con voi, è come se stesse parlando con essa, che ha addolorata mia. Abbraccia, ma addolorata. Abbraccia. Luce nella stredita chiesa mia, luce nell'occhio di Tamaietante, simma due corenana ma soltanto, ciao misciano dolore. Sparta gente, stanotte sotto viento e carne straziata, ma è margana non posso mai capire come bella morire. Mamma rinde preghiera veramente. Addolorata mia che mi moretta in te braccia. Prego questo e stana ma si straccia. Pensando a te che stai in coppa una breccia. Stanotte sotto viento e carne straziata, ma è manacama che manna pavata. Non posso mai capire come bella morire. Ah, ma hai fatto proprio bene a trattenerti con Don Gennarino. Mi hai fatto risparmiare i soldi su. Si è fatto tardi a desiderare il guaglione, che era uscita, si stava occupando. Comunque ho chiuso il conto con 900.000 lire. Un'altra 100.000 e chiudiamo il milione. Per il momento andiamo a mangiare, al ritorno, mentre ti rifai un po' il trucco. Se Don Gennarino lo permette, le 100.000 lire le vorrei da lui. Col gioco delle carte, si intende. Potete favorire con noi. Vieni a me. Vieni con me, vieni. Vieni, Gioia, vieni. Ma che bello scurnacchiate che Alla Gessamì! Finalmente è arrivata la carta di liquidazione, chissà quanti milioni saranno, dopo tanti anni di lavoro. Alla Gessamì!
Scusate, don Gennari, per piacere, volete leggere? Non c'ho gli occhiali. Tenga pazienza. Guardate, date pazienza. Quello a proposito, per piacere, legge poco stanco. Non tengo tempo, Guardate che non vuole di uno. Gennari, a fuori, legge. Non saccio legge. Gennari, lei guaglione si stanno mangiando via sul bar. Non mi mangiavo sul bar. A me chi parla? La vita, la vita. Ah, ma tu? Vabbè. Che bello, che bello. Arrosta che là. Aglio. Ma so cose fa? Ma che salta a legge? Facetemi guardare a me. Ma quali sono le lettere? Bianco e nero? Le lettere come nere e bianche? Ah, beh, che ne cappelli, scusate, non ho Aglio. quello c'è. Dove l'ha finito queste case? Chissà come ci ha preso. Questa noi, facciamo No, ma che sto giscando di aprire? Chi l'hanno mangiato e si sono ubriacato? Guardate un po'. Rimma c'è una ballerina di Ah, di mano, ballerini, se ti senti ballerini, ma chi mette? Ballerini, ma i documenti, ma l'imitazione, ma questi documenti, non c'è da Ma qua con me, la volete prendere? sono rovinato, mi hanno rovinato, ma mi ammazzo, per tutto a boccettine tranquillato, tutto me lo vedo. Che la veleno, disgrazia! Non c'è da accorto i bambini, quello è veleno. Io vado al commissariato a denunciare la distruzione del foglio. Tant'anno di lavoro buttato a mano, voglio morire, ma vicino a papà. Voglio morire, voglio morire, voglio. Oh, chi si muore veramente. Ya dai, guarda. Non lui, Gennari, non guarda l'occhio, me ne sono più. Tenetemi voi a qualche parte. E non ci voglio più là. Non ci voglio più. Capite che là non è un mestiere che fa per te? Quello sono gente malamente che... Signori, ma tu capite, voglio una live pigliata per confattirla, che la Ah, balena? stipe te confattirla. Ma confattirla, che la balena? Ah, stipe te balena. Padre sia la madre in tuo bar è una famosa fin quando non te lo dico io, va. A poco. Poi a poco, poi. Mi capite, no? Poi a poco, va. Signori, ma i wappa non ma No, qualche po' da bocciano pure io, va. non voglio fare più wappa. Ti piace a buscare con wappa. Ma mi avresti portato il cazzo documento che fanno 1000 piezze, che può attaccare? Non mi capite? Ah, ci capite, Gennari, tu dici caso mai venisse che il mio signore? Gennari, rimettere con te, avere con te! Poi caro che po' da bocciano pure io, va. Ya dai, guarda. Scusa, perché mamma la... Gennari! Mamma, Eccole, pure a stemma, mocca a te. no, ma ha fatto 12 scopi, poi a stemma, mamma. Che sei venuto a fare? Lascia sti carte e vieni a casa. Più tardi. Più tardi ci avevamo a dire le preghiere con Massep e non potremmo parlare. Giocate, giocate. Ah, continuiamo roba, permettete. E chi c'aveva in mariceri e te, mamma? Non ci avevamo a dire niente più, Gennari. Posso pure morire. Ma che dice con sti parole? Non sei venuto manco a mangiare. Mangia stasera, va. No, figlio mio. Tu hai visto venire mo? E perché sta presso? Perché c'è sta una persona a casa. E chi è sta persona? È una delle tante che mi sono aiutato a me ne viere per farti avere un po' di fatica. Sta persona me l'ha trovato? Sì, come guardiamo in una fabbrica. Ci vogliono i documenti, mamma, io tengo qualche reatuccio. Dai, che sono benissimo. Io mi faccio questa carità, mamma tua. Lasciala sta amici. Sti cazzo. Tu tieni l'esempio e basta. A rovinare una famiglia e sta a rovinare pure che giovani e sta a mettere spalle o frisce. Faccio questa carità, mamma tua. Vieni. No, non vengo, mamma. Mi dai un grosso dispiacere. E sai che non ne posso avere. A spia non la Ma fa. qua spirito sto dicendo che guardiamo in una fabbrica. E si tratta di controllare gli operai che escono e che trasano in da fabbrica. Poi ha portato spio il padrone e chi non è mestiere mio, mamma. E tu chiudi noi. Io giuro non che il padrone non era per 4. Anche se invece di fare una cartata faccio nuovi. Ti voglio bene, mamma, mamma. E a come giova sto bene fatta a chiacchiere.
Quando vuoi carta ti so più mamma meglio. Io sapevo che girava e gli vengo a beccare. Tu sai che carta sono stata una ribellione contro tutte le cose della vita, ma... E qua c'è facciamo che mano nostra, se tu non fossi partuto, addolorato non fossi morto. Sì, sì. E io te levasto rimorso la coscienza e pensavo che la povera guagliona prendette a così tristamente per te e che ti voglio far trovare una sistemazione. Non può, ma così può essere che qualche buona guagliona te leva in sta vita io che ti fa sta sempre esposta a pericolo. E a me con un'eterna palpitazione di cuore. Mi sto malato, figlio mio, sto malato, cuore. Non lo dico mai a così. E non voglio che l'occhio mi sapessero aiutare, lasciando un figlio scastrato. Perché non voglio mai dire che tu sbagliassi. Non solo spezzare il suo cuore mamma tua. Ma non disse mai pace all'anima che la guagliona che ti ricetta l'ultima parola a tua trova nata addolorata. Ti ricordi rintanchillo l'otticcio, le spità. Ne sento ancora la voce, no? E che la voce morta le rindo cuore, figlio mio, rindo cuore, le amta. Vieni a casa, vieni a mamma, dove papà con me, e da mamma. Allora sono state tutte bugie che le lacrime che gli aiutano perché la creatura braccia a me. E va bene. No. E io te lascio e me ne torno sola a casa. Te lascio all'amico tuo. E torno. Ma se non stai a casa per l'ora di preghiera, mi faccio arraidire che ho perduto alla figlia. No, Gennaro, perdonami, io non volevo dire questa parola. Sono parole che quando dice una mamma è come si resta una curtellata figlio suo. E a tagliargli le moto. E non ci stanno lacrime per chiacchierare. Povera mamma mia. Alfonsina! Alfonsina! Alfonso! Alfonsetto! Fammi che E ricevuto lei documenti per sposare? sono arrivato, ti lo Ma si fa! Che? Devi aspettare 40 giorni prima di toccare. Ah, perché stai in quarantena? Non signore, E che sono sti ci quarantena? vogliono le pubblicazioni. Ah, e che c'è? E fammi tu così. Non signore, vuoi poi tuo signore che sta là in Coppa in Africa? Hai toccato quello che è del marito, insomma quello che ho tu, io ho mio. E quello che ho mio, io ho mio. Allora è tutto tu, io non ci capisco. Ma prima di tutto ha già pigliato possesso roba. E avrei quando a cambiare ci stanno a Ha già parlare. avrà la licenza del liquore. Ma non può entrare sì. Come può No, non puoi entrare. E non puoi Guardi, l'amico Gennarino dove sei? Ah, sei stato in bar per un fatto personale. Fatto personale? Insomma, femmina mia addosso. Non ti mandate a me, faccio capire. La femmina, Eh, che la signorina che cammina sempre con... esattamente. Ci capisci tutte cose. Scusate un momento, Giovanni, se no vi sporcate la cravatta. A femmina è stu signore. Sta rindobbando tu, io sei! Ma busco veramente. Fammi A voi, mi rindobba. Vieni, mamma, vieni. Vieni, ama. Si ha un libro stamattina. Madonna mia, femmina, te lo proprio. Ma allora mi volevo fare il corno prima di sposare, sì? Ma che capite? Che... Ah, tu casti. Non t'ho visto più. Non mi sono sentita buona. Non ne ho vedo. È venuto per la seppa sta con me. No, Gennarino. Ricordatevi un mazzo di carte che torna sempre a tuo padrone io. La devo dire. Vanno a servire. Giocate
Mo mazze carta da torna sempre a tuo padrone io. Fai schifo. La prima volta me la donna quanto, ma fai schifo. No, per carità. Non ce l'ho. Va bene la successa lì. Ma facciamo decidere. Ah, ma sì. Tu con me che sai che è la che fa. Sai chi sono. E tu stessi a decidere. E dico a voi quando ce ne stanno. Non so già che sto mestiere. Sta contro le chiacchiere. Sta fatto tu conoscete che in mano e poi. Che sono passato a me e ti trovo solo. Ciò senta a me. Chiudiamo l'incidente. E diamo un cenno qua. Amatori sta qua. No, Gennari. La donna stava aspettata là quando è venuta mamma tua, antissima, ha contato tutte cose. Pure che essa ti aspetta per preghiera. Come volesse tenere purina, mamma, per pregare. Ma ho posto mio. E là. Tu riesci a cama. Abitantissa che tenete la mamma che va aspetta. Ma allora lo dite proprio che succedono due. Amaiamoci. Guardate che cosa continua. Senti Ho dimenticato la buccettini che è tranquillanti. Devo convinziere che non arrivava bambini picchi voi. Ma come un buccettino ci avrete mano Mi vaglione. piace che mano guaglione, che lo mi ha sciappato. Ma che le balene, che le sono cose che si tengono a casa, non in Ma quello tasca. mi serve. Ma voi a pigliare, sta ancora un bancone di zoppa. Mi raccomando, State malloca, state malloca. Ma che siete arrivati qui sto passando i meglio qua. State malloca, gocciala. Vieni a cantare, a buon piano. E te ci faccio. Guardate, lo vado a casa. Gennari! Gennari! Amalia, Che ha fatto, mamma? se l'ha pigliato tutto qua. Oh, Marone. Si è avvelenato. Gesù mio, ma mi chiudono a bar! Faccio piacere. A tutti non fai fatto tu. Questo dolitto che diceva, l'hai fatto tu, io un salvatore. Ma se essa muore, ti può fare una casa in paradiso. O me niente! Fatto bene! Figuratevi un po' Coriello. Il 3 novembre. L'avvelenamento di Amalia e quindi No, quindi viene dopo. Cominciamo da capo. Il 3 novembre, le carte per il trapassamento alle nozzole Fratel e Giosefina. Poi avvelenato il braccio a Gennarino. No, non era così ho fatto. Ah, Gennarino avvelenato il braccio a... Oh, maga così ero fatto. Amalia ha avvelenato un braccio a Gennarino. Arresta la mano. Faccia deposizione e faccia restaurare. Chiama carcerato. Chiamolina e sta fuciliamo. E poi Amalia, Amalia è presente alle nozzole fra me e Giusumina. Poi mentre se ne stava andando per i fatti suoi, Giusumina che non si fa mai i fatti suoi, dice da mamma rovaia. vieni a stare con lui, è così. A dove? A casa tua. E allora sta a casa mia. E se io sapessi, ti hai sbagliato a te famiglia qua. E mi aveva messo a piazza a te. T'aveva venuto a piazza per pregato sti vecchi. Mannaggia a tua donna che non mi ha avuto accompagnato. Ecco, parla e poi parla. Qui ci vuole un'altra bottiglia. E valla a pigliare, spiccia, da va. Pronne come bagalità dugato A vostro fatto sangue a canterra da parlare. 45 anni carcerato non ne voglio perdere per un capriccio. E se opera mia. E io mi piglio a qualunque cosa.
Ecco qua la bottiglia, ecco qua la... Vado qua, vado a portare da voi. Ma lui ha... Io a Roma, tu a Roma. Ah, e con questo ne sono 8. Guarda buono che ne sono qua. Io ne vedo 8. Ecco dico che ne sono qua. E invece lui non va ad 8. Papà. Come modo vivo, papà e dopo si vede chi è qua. Non sta vedendo? Che? Ma come mai questo liquore dentro il bicchiere mio è giallo e dentro il vostro è bianco? Guarda buono che è giallo. No, è bianco. È giallo. È un giallo bianco. È giallo. Ma se non ti faccio il giallo con mano di voi. E non avete detto Brindisi. Brindisi. Brindisi è chi da bispo. Brindisi è chi destra lì. Hai fatto passare un po'. Che? Sta schiarando e non merita ancora che ne voglio sapere. La maglia addosso a casa tu. Portami a casa lui. A casa. E non lo sta, a casa dove voglio? E non sta a casa mia. E non lo sta, c'ho E prima che io sapevo, non mi ricordo. Insomma, molti sono da va. E mi prendo per dire vita. E già chiaro già. E mi prendo per dire il cervello. E se quando ti sbaglisi non mi porta da mano. Io lo farei. Non mi passa manco la capa. Mia moglie è incinta ai 16 mesi. Ma che me ne importa a me? Tenete tutto cappotto a mappenato. È stato 45 anni in da partella di carcere. E io domando per 45 anni all'ospedale se tu non mi porti da mano. Quella per me è denaro. E per me è amore. E resta con me. Gennarino, resta con me, Amalia. Gennarino. Amalia, resta con me. E io rovato. 45 anni di carcere innocentemente, ma stanotte ci vado veramente perché te levo un mundo. Te levo un mundo. No! Gesù, e chi sta tu aiuto che non si è ritirato stanotte? Ah, zia! E da me le nata figurini, pure a me, zia! Già ve l'avete mangiato 3 parole, e figurini fanno male, e figurini affilano ostendino. E poi vai a pigliare pure. Quando venite a scuola vi faccio mangiare. Ma botterino dall'acqua e se le venute e pugni con la vicina e gli pulezzi. Oggi a scuola vi accompagna Teresa. Perché se Alfonso che vi accompagnava tutte le mattine non si è ritirato. Un disgraziatore, chissà dove è chiuso. Te, metti sto vestito in coppa a seggio e non teneva proprio niente a che fare. Mia sorella aveva mandato vestito al paese, può fare un gioco. Mettilo in coppa a seggio. Teresa! Teresa! Sì, e voglio a scuola. A tu! O per noi non ci sta, non sei ritirato, e ha buttato, capisci? Vai a mettere i figurini in dalla. Ah, zia! E dammela da figurini, pure a me, zia! Come schiaffo in capo a tutte e due i figurini. Quando venite a scuola, metti la seggio in coppa a vestito, metti ove. Lo stai facendo imbriaco, ho vestito in coppa a seggio. No, metti! Dammi qua, e dammi qua! Ti figlia una società anonima poverati, voi che fanno a quello. O per bracciare. Metti il vestito in campate. A me figuri. Teresa! Sì! Vai a mettere i figurini in talla. E figurini. A marmellata e figurini. A marmellata. Uè, ma dici, già adesso la sempre prima, capito? Come ce ne sempre, sai? Uè, ci stanno fanno morte là dentro! Madonna, come muzzichi sto cazzi! Ma credo campa le scarpe, scemo. Dove le scarpe? Ah sì, ma io cappottezzi a posto, ce l'ha pigliata ieri nella lavanderia. Un cappotto alto? Un cappotto che si è accattato ponte casa no? Proprio che no. Mi sono accorto subito. Vai, piglio un sicchera
E porto un capo. Vado su. 4 bottiglie di liquore s'ha bevuto, sto tutto corno con corona. Pure padre te ne vai il corno con 100 mani. Fammi. E l'acqua da giustichino. Ma stava suonando che chiama pomare! Si è affonnate, vedi? Ma che stai chiudendo? Sono stati. Disgrazia, può famiglia, una malattia a me! La davo tombare, troppo pochi giorni di matrimonio, te ne viene a dormire a bascia, te ne viene a Sono dormire. venuta a villeggiatura, guardate che una spugnalata così! Fammi piacere, Tere. Va a pigliare un vestito asciutto in coppa, va. Va presto, te! Ma perché mi fai questo? Perché guarda che sono spugnata! Levi tuo cazzone in fu. Ma qua cazzo, dai, te lascio sta fu! Levi tuo cazzone che è in fu. No, non me lo posso luare! E perché? E mi ricordo si mangia, mi sa O tieni o slip, o tieni. e a volte da là, non è? Ah, no! Come va a guardare? A comincia a prezzo che? Ah, no! Ah, no, te che mi ha paura, se no. Tu ti metti sta paura, Ne parla. Ma tu basta in culo! Ne parla. Ma non mi muore prima! Ma che mi ha asciutto con cazzo non funziona? Ignorante, sì! Nenne, va a pigliare che la pezza che sta in coppa a seggio, va. Tu non muori a casa tua, tu muori sotto un camion con i morti. Vabbè. La muore, a così muore. Ma che stai lucidando un candelabro tu? Non ne fa presto, non ne ho vestita! Ma non mi muore prima. Asciuttami il cangolo. O vanno le figurini, Che è? Ma non che è sto costo? Ma non che è la gialetta? Dai. Che è sto coso? E a veste la festa e sora. Che è? A veste la festa e sora. E che già fa che avesse la festa di Da sorata? pizza. Oh, mannaggia, avesse la festa di sorata! Asciutto. E come stretta sta avesse la festa di sorata? Mamma mia, mi muore prima! Dove ho vestita? Andiamo per Mamma mia, già faccio più! Ma no, sta disgraziata! E non correre! Ya passa 3 qua e 2 siete, non vai a piazza proprio! E puntini? Ma allora dov'è? Imbriacato. Gesù mio! Che è? Gesù mio, oggi vi sta che lui è un salvatore stanotte! Oh, mica stai ancora imbriacato, non salvato sta cacciata. Ma ha fatto un briaco tutto il demonio! Oggi visto pure a Cennarina! Sta scendendo fatto, sta prendendo Cennarino! Oggi Narina non salvato, stanno tutte più facili. Steve mi carcerato, Steve. Io mi ricordavo buone, Madonna che figura fa! Chi schifo i cosci che Dio. E che sto faccio il governo? Gennari, quando ci fa piacere che siete ritornati in mezzo a noi. Oggi non ci ha portato nessuna pazienza. Una pazienza di 45 giorni di carcere, zio. Issa se ne è uscito per la furbizia dell'avvocato, io per estraità ho fatto. E ci facevo con quello mazziato in tuo carcere. Come ce lo fai, Gesù mio? Non si può fare, c'è stato l'incontro, no? Ci t'arrestano, non ti mandano lo stesso carcere. A isso mandai una Avellini e a me a Fuceriale, capito? Ci hanno scontrato stanotte e che se ne è più. La prego mi scappava. Io se non si scappava rimaneva fritto in terra. Fritto in terra! Fritta in terra, ci sono rimaste io! E chi sia il risultato? Io già facevo schifo per tutta ora! Sempre. Dimmi una cosa, stiamo parlando di qualcosa che la madre sta con voi. E da loro? Oggi nessuno del quartiere sa che Amalia sta nascosta a casa nostra. E a me che mi dice? Il loro è un salvatore stanotte, o voleva tirare la bocca, ma non ci parlare! Bentornato, come mi mancava! Oggi andiamo, venite ridere, poi venite a prendere una bella tazzurella di caffè stretta a stretta. Teresa! Teresa!
Gennari, scusate, io mo vado a cagnare. Me la metterò pannolino pulito. Oddio, mi sta mangiando pulirmi a scuola. Vabbè, non solo i miei, ci spaziamo. Bazziamo, guarda, non bazziamo che a scuola, voglio bene, A scuola sa da io, vado a imparare a strada bene e quello tu male è una da sbagliare. Mi guarda Matteo, fammi quello che fai. Se ti porto buono tu, ci portiamo a buono per noi. Uè, don Gennari, bentornato. Sì, arriva a chiamare mamma. Non dici che sto qua la voglio fare una sorpresa, va. No, va. Sì, mi porto buono, mi portate buono pure uno. A costa io fai a scuola ogni giorno mi porto buono. Andiamo rindubata, va a cadere i caramelli, andiamo. Venite. Toto va fuori a casa in Gennari. Sarà aiutato a me. Tieni la luce e non ti poveri. Certamente sarà da incontrare con me. Io mi giro a cattura. Si è sa che scusate a scendere e muovere. Non Salvatore. Ma chi stai un tradimento troppo a carogna che faccia uno che è un frate come Gennari. So uomo si ci dico faccia a faccia. Gennari lascia che si può stare qui. A faccia questo mestiere non si fa e non si può fare. Se tu hai detto che tu mi hai avuto un mese, Totò non ne ha fatto loro. Io spari come raratezza. Totò questo mestiere si fa con sorriso accomodante e con pensiero cattivo. Io con traditore che ha carne fatta ombra, con il mio serpente di a cagnapella, di a nascondere il momento giusto, cacciato in quel spruzzupoli. Chi è sto? E chi sa venire? No, non Salvatore. Non mi senti tradito. Ma faccio freddo. E beh, tu mi dai la parola tu. Faccio la parola e mi vengo. Sto facendo come avete detto. Sto facendo l'uomo. Volete pigliare a parte? E pigliatemi a parte. Io vi faccio un sorriso accomodante e tutto felice. Ma io giù Don Salvatore non lo faccio perché ci mangiato e giocato assieme. E detto che Giuda non lo fa. E se non fosse esistito Giuda, Gesù Cristo non ci stesse in coppa all'altare. Isso facette mettere in croce per la possibilità della resurrezione, ma tutto vanno a pregare, tutto santificano sempre più. Ma è stato per giù. E con questo volete riuscire che io facendo giù con Gennari o faccio risorgere la storia che torna da mano. Si trova una buona innamorata e si scorderà mai. Beh, se fa bene suo, ma voglio stare mamma. Ma poi quando si vede in coppa all'altare la guidudine, mi può pure ringraziare. Va, Salvatore. Però, se chi lo se l'avesse la pigliatura, ci va a stare seriamente, non Salvatore. Ha ricordato a me. È giusto. Mi sta bene. Ma io faccio a Cirro come fa. Ah, cubata mia. T'hanno fatto sciupare la pizza. Vieni, torna con me. Lascia, ma non ti è bastato quello che a me fanno. La denuncia che facesti a Gennarino facendolo passare uno con Matteo è peggio di te. Sta là dentro, può uscire al momento è nato, ma aspetta. E non lo chiamò. Non lo fa sentire. Non fa che si compromette. Vieni. Senti, non lo chiamo, non lo faccio sentire, non lo faccio compromettere. Ma se la vita mia avesse a essere un'eterna tortura, la presenza tua non sarà essa, non sarà nata povera sventurata, tacciria. Che male meglio! Lascia! Non mi va sta faccia. Da mietta paura che un segno ti può fare ombre a picci che tu ci tieni. Non avevo questa visione mia, sta maschera curta alla dare di spalle, è così? Ma non mi vedi solo pezzi di pane. Pane. Pane avvelenato. Pane sporco e zucchero e fango. Non mi faccio male.
Ma veniste a pigliare in tana a chiesa, pientate. Fa sta buona azione, mi fa salvare a uno che mi va bene e me leva sta vita e scurna. Non mi faccio addormentare, spiccarmi. Leva-mi quello sto peccato dire, chi agna c'è un po' sti parole coro, mentre tu ridobbi sta vita amore, riesti dall'ombra come sai a fa tu. Parte me una perduta, un coppa una strada di notte abbandonata, spadinto cuore come addolorata, chi agnano sti vent'anni quella a me. Bello, zitto, mi viene in braccia con m'ha addolorata mia, sull'occhio lucente e cuore di passione, via. Viene in braccia mia e piglia di tutta quella che non ha girato. Dammi tutte le lacrime che non è voluto chiagnere penate. Che stanno in lacrime che non ha voluto e non ha saputo chiagnere penate. E don Galucci miei, e dammi tutte le parole dolci che si chiude sperdendo. E che stanno in parole dolci che si chiude sperdendo. E mettiti in tuo cuore mio, e dammi tutte le canzoni cancelle che agnuto vento. E che stanno in canzoni cancelle che agnuto vento. E cantala per me una canzone d'amore profumata d'orco. Profumati te, amore mio. E canzone sofferta da vendere giù l'arancia in te capelli tuoi. E io ti cerco perdono, te va in mano. Ste mani io cato. Mani preghiera. Accarezzano sta faccella tu. Ancora morte fritte la ieri. Tieni il sorriso stasera. E di mano. Lucente. Lucente di sole era un meno che per sempre, amore mio. Marito, mi sto parlando ubriaco, vuole bene a così. Tu ti scusa nazionale, vieni su, sono zitto.
bella va cercando la tua, due cori bella da felicità. Mannaggia morta, mannaggia mariti che l'hanno portato in facesse una bolla con tanta vestita che tengo ma piglia proprio vestita e frate mo pazzarilla Dai buono, si odia, ma che non ti perdi solo un blog e chiudo allora ma che dici? I dica che vesti come facete scottare la rete, chi ne scende un po', maleducato. sta niente a Sei sempre brutto. Uè, non pure a sti. Uè, non mi prima fare una... Prega, perché poi... La Daniele carosello! Ma guarda fanno del carosello, quello lo dice bene, che siamo americani. Tu sai parlare? Oh, oggi c'è tutto il mondo, vicino a me sai parlare. C'è tutto il mondo, il broccolillo saccia in Non detto. preferisci che il broccoli erato. Mocia parli. Hey, ciao, please, what's the matter, tu? How are you? Ma io sono Don Vincenzo pensionato, non mi avete riconosciuto. Uè, io non è pizzo, ti ricordo. Io ti sta ascoltando una palla inizio di tazza. Mi non cari palla. Giusto un minuto, please, quando stai? Non cari palla. Non te ne parla, Io avevo sterline, porto sterline, ragazzo, un regalo, ecco. Sterline. Da dove venite, Don Vincenzo? Io vengo da Londra. Londra? E allora voi siete... Un londrino. Ah, te la faccio da londrinare. Inglese. La signorina delle 5.000 lire. E dei tranquillanti. Acqua passata, un bici, acqua passata. Quando siete bellezza, ricordate? Ecco il cuore d'oro per me. Lo voglio dire proprio in un passo perché le cavi dritto. Uè, Mi ha ama. baciato. Dove? La passata. Ne è 88 anni, Antonio. Ammusciato. Siete fidanzati? Sono fidanzato. Oggi andate sposate van presto, veniate in Inghilterra a fare un bello viaggio di nozze. E là, vi scordate tutti i guai. Io guai quando tu scordi. Guarda. Lo vai di soldi, a si sapeva che mi sposava a Cristo. Chist? Ma tu vado in da monnezza. A questo signore con caffè. Ma gesso mio, io mi sono fidanzato con un inglesino. Grande. Quando presi la liquidazione, me ne andai in Inghilterra. E lì conobbi lei. Ah, me la fossi avuta pure là, avrei conosciuto anch'io una lei. Ma come pare? Tanto segno un po' spiritosa. Oggi abbiamo l'onore di avere a pranzo a Don Gennarino e naturalmente pure a Don Vincenzo. Mi sono chiusi, a da mangiare, sì, lei cava. Ma che fa? Ma quali soldi? Dei soldi? Ah no, per piacere. Tu che sei stato in dopo con legge che monaca e sai cucire, sai ricamare. Tieni in mano l'oro. Facci un ricamino, do cazzone a chi? Appilalo per tu. Ma che stai dicendo? Lo sta per fare. Ma che c'entra Lo sa male? fare. Tu sei mia moglie e tu mi affilo per tu e tu mi hai fatto l'occasione. Cambia caffè, sai. Uè! Asso io no altro, asso io. Ma va a parte, va a sciacquare due tazze, due bicchieri.
E vatti a fare una scupata, che non scupa mai scupa. E che già scupa io? Tu sei la donna schiava e tu devi scopare. Io scopo quando voglio e dove voglio, no? Io quando rico tu, io rico tu. Io quando rico no, io rico no. Tu sbagli, Gesù mio, non ne ha sbagliato. Passo io. Ma non mi fa sbagliare, allora. Devo farlo un attimo, lo devo fare. Io l'amo senza e io te Tu lo fai, tu lo fai. Da questa è una buscia. Ma vai in una buscia. Cappere pistola. ma io faccio solo per accondiscendere. Vieni. E che se non è buona per una femmina? La femmina vallonna che è sempre forte e vivo. Io sono positivo. E guarda la capa e non fai niente. Tu siete Gennari con Macciapa. Mi è stata la chiama a mangiare, che vuoi? Ma risolto che? Quindi ti sposa e faccia di parlare. Ci abbassano la Oh! Per spaziare! Tu hai capito per spaziare? Ah no, hai capito ma no! Avvicciate la luce. Io l'amo senza e io metterei no. Tu ti fai solo sotto, da questo è fatto a guscio, ma vai in una guscio, che bene pizza vera, già sta torna sci. Ma quello lo fa per acquietudine. Vabbè, Arturo, non va qui. Sta dietro, sta alle scuole, vai a Indolo. Vai piano. Che tieni qualcosa in mano? tengo una mappina a caoi, che appena se lei. Il lezzone ti conosco. Non c'è solo. La conosci a cagare, te ne carico. Mimì! Come? E cammino po'. Aprì come è, Ah, Lo sta provando a voi. sto provando la voce. Attasciano da culo. Le è pericoloso. Caffè. E mamma, no. A già vicino a femmina. E quando dici? E a già di abbiamo. Piano piano. Vai piano, vai. Ma faccio sotto però. Perché è troppo... Non che vai lì, stavo lì. No, già fa qua. È troppo alta la notte. Vai. Ma femmina vogliamo che s'appiccica. Anna Muffo. No. E che si mette sotto e che fa dorsi un occhio. No. Voglio fare la capatosta. Tutti a mangiare. Si mangia, si mangia. Un momento, Gennari, faccia parlare un po'. Sì. Prego. Faccia fare l'imbasciata a te. Sì. Tutta la notte Salvatore assieme con Chico da Donna stanno tramando un agguato contro di voi alla signorina. Salvatore e Sodò. Sì. Io ho sentito poco a fare il bar perché mi prendevo un caffè. Come non mi avete riconosciuto voi? Così non mi hanno riconosciuto nemmeno loro. Perciò state d'accordo.
Gennari, perché la gente da qui. Sono buoni guardoni, a mamma Ma ciao. buoni guardoni, che ne sono cattivi, ma Gennari, buoni guardoni, ma quanto no? Toto questo sta qua. Sta con loro. Il signore che parlava poco fa con Gennarino, ma va in sospetto. No, non è la guardia. Sarà certamente il suo avvocato invitato a festeggiare l'uscita del carcere. Comunque Totò, io ti aspetto in due gran bar in mezzo al bagaglio. Totò non ti fa pigliare un rimorso dell'amicizia di Gennarino, Vuoi chiacca a nero? Ya, Don Salvatore. Se parlo una volta. È compito mio. Va bene, non è per ho capito. Uè, oh signorina Totò. Ma che state mangiando tutto quanto in tuo bar? Sì, si è fatta tardi con un vestito stritte zia Alfonso. Ma mo' la male ci sta allargando. Ma tu che te ne sei fatto? Te riaccia variare, a mettere te. È pure tu. Io? Ma io ho già studiato. E che studiamo? Quando c'è sta a guadagnare belli so. E va bene, tu dici e io faccio. Sembra così, tutti quelli che ti dico. Ma mo' c'hai a figlio e mele, Care, tu sei ancora qua. Meno male, va, ma avete una banana, sì. Va bene, Don Vincenzo. Oh, vicino, ma siete voi? E chi mi avesse conosciuto? Tu no a me. Sì a te. Giusto, sono sempre. Dai, fammi un piacere, mettiti a disposizione Don Vincenzo, va. Va bene. E quindi pure tu piace che vedi, perché ci mambri a Va pasta. bene. Ma ci invece tu passi sotto Santa Riccia, da già parlato. Gennari! Gennari! E mo' chi sta due più? Bella figlia. La figlio faccio vista sciai in bar. Gesumini ci sta. Stanno a tavola. Volevo notizie e figli per giornali. Sì, da mamma? O conoscito? Ah, così? Facci da sana? Ah, sì, è cresciuto pure a Gesù, qualche volta. E allora ho conosciuto certamente a figli per giornali. Dopo 45 anni. E nella casa si veste e se ne va. Eppure la gente che l'hanno vista dicono ma allora chi sta? Ah, mamma non la pensa proprio. Dopo 45 anni. Poteva aspettare. E crea allora la mamma ha fatto una sedia. Quando stai stanca da siete e quando no, ha avuto il fuoco. Fa dispiacere a sentire queste cose. Poi ha voluto bene a mamma vostra. Non tengo mamma, un figlio e nemmeno a papà. È faticata. Facita la carta per guadagnare la vita onestamente. Questo sono i figlioli da figlia malesta conosce. Ma mo si ovvero che mi hanno vinto sembra una teringa non è una femmina che ha prima fatica. L'ha fatto per 45 anni in carcere. Che le sono femmine che a mia saccenda se ne sta al punto, vanno e stanno a rella, vanno con lo scopo loro. Vado vicino a nonna e con il supporto dei riesco, dei corpi. Scusa mi sta parlando malamente. Ma forse ti ha fatto bene perché parla di lui. Vatti, amici, va. Tu te la rai a fatica che ti aspetta. E io ti sto facendo bene con il tempo che hai fatto mio. Ma avete fatto bene, non ve ne perdite. E chi ne poteva dire queste cose? Io che ci penso a mamma mia quando cominciava appena a chiamarla mamma. Mi è rimasto come il labbro sullo flore spiato di questo nome. Da quasi non lo sa ricevere più che parola. Luigi sì. Luigi aveva sempre a mamma mia. Che mi metteva la vesticiola nuova e un pare scarpatello stretta, tosta, pesante. E io vedevo felice vedendo la vesticiola che era nuova. E chiamava per scarpatello che erano sempre strette, sempre toste e sempre pesanti. E poi me la ricordo l'ultima volta. Io ancora piccerella. Vedete non uscire da piglia scapellata una faccia ferma.
Quante fiammelle cannelle che potevano di luce a tu. O come quelle cannelle che portavano la vita di mamma mia. E quelle fiammelle che tremavano. Erano tutte lacrime che io le facciamo. Romanino sopra, figliarella. Ma perché non ci incontrato? Ma perché non ci incontrato? Teresa, e tuo padre zia no? Zia, dovevo comprare le mele, le banane, i capissi. Carme, amica mia, e che fai? Passa dritto davanti al bar, non ti fermi, non saluti. No. Che nessuno ti ha fatto niente, Carme. Che c'entra? Sto con un poco per... Permetti, Carme. Aspetta. I cambiati sono venuti per te. Per me? Tu mi hai ricevuto una cosa. Parla, Carme, a disposizione. Tu mi hai fatto conoscere a quella che sta rovinando a figlia mia Gennarino. I sacci che certi amici se l'hanno messa in da casa. Chi sono? Senti, Carme, tu sei una femmina in chiesa e il Vangelo lo conosci meglio di me. Il Vangelo dice non guardare i miei peccati. Io sono i peccati più perdonati sono quelli che non si fanno. Ma c'è sta sempre chi sbaglia. Vabbè, ma c'è sbaglia. Vabbè, Paolo, che ne sai, scusa, Pare come se tu vai a due fruttaiole e vai a comprare un chilo di mele. Questo non mi piace, questo è fragile, questo è no verme. E mele si vedono. L'uomo no. L'uomo è a sorpresa. È come l'uovo e vasca. Come se fosse, per esempio, quando succedette il fatto tu, ti ricordi quando fui... Quale fatto? Che ne sapevi tu del dolore che potevi dare ai tuoi genitori, a quale rischio e pericolo mettivi a chi bravo giovane tuo fratello quando te ne scappaste con innamorata tua? Sto specchio scagnato lo diemmo non me l'aveva mettere in faccia, Gesù mio. Non mi aveva dicere proprio a questo momento, guardate Carmen, che sei stata tu? Tu ti sposasti che eri incinta ai 3 mesi, figlia di Gennarino. E mo torna a pigliare sto specchio. Ma perché ti sei offeso? No. Io non ti volevo offendere. La facciami sotto i piedi tutti. È stato solamente per dire che nella vita ci sta chi trova un buono giovane che sa sposa e chi invece fornisce un coppo marciapiede a fama alla fine. E chi ti dice che io non mi sa reagire? Carmen. L'avesse fatto, Ma perché? parola mia l'avesse fatta. Ma mo scusato, o padre Gennarino, e un buono giovane, come dici tu, a diventare malamente, e mi facette ancora giovane e bella, a uscire a casa e a faticare, femmine servizi, lavapiatto, figli a scuola. E io andavo a scale all'istituto dove stai vista che la faccia arraugliata in dallo sciallo e non mi fa conoscere a essa e dei compagni suoi. Gennarino cresceva forte e sano e io malata di cuore. Mollava la bocca per ciò dato. E dopo marito mi morto d'intanto dichiaramento per nata femmina. E io nato calvario, con figli piccirilli e che tentazione l'uomo ne tu sai. E all'ultima ha dolorata camuretta per Gennarino che non la voleva. Figli ma po' dolore, po' rimorso, saretta mala compagnia. E cartaggio su me. Quanto pesa sta accendo coppa parola mamma e mo venne una mala femmina e sopporto. No, non ne ha parlato. No, sto calvario e mamma è stata pesante assai, ma io ci moro sotto la croce e l'onestà, io ci moro, state buone Gesù. E che sta perché sta malata di cuore, figuriamoci si stava... Qua, Carmen! Carmen! Non hai più, dai. Hai non la caccia.
Ma che la povera guagliona in da casa amici. E ma tengo in da casa, ma tengo. Essi quattro! Essi quattro non ha quartiere ma parecino quattro cose! Venesse a parlare con marito Masfond! Scappando, stiamo chiamando da sì. La vita tua avevo concluso un coppa non marcia più. Ha giù sbagliato femmina. Vattene, non lo fa lì. Vattene, no. È venuta la pazzia. Ti mi dice una volta vattene. Io mancino. Ma solo perché scappava, perché? Chi sta? Una gatta, una nera. Non lo saccio. Che sto sai che? Cosa hanno fatto a sta mamma? Non devi vista cosa? No! L'aggressione! Non lo sapevo. Io no! Quanta sangue! Era passare. È un segno d'amore per te e tu non mi hai capito, non mi avevo capito. Dammi la mano! E io come facessi a zangarella! Ma stracci pure una mano! È una scusa anche mica due per sempre! La vita è da morte! Ah, moglie, ah! Non aveva scimo, mannaggia morto, non aveva scimo. Invece sono asciutto proprio morto. Mannaggia morto, non aveva scimo. E invece sono asciutto proprio morto. Sono asciutto. Ah, boh, ma si è asciutto, Ma non aveva scimo. Mannaggia morto. Voi, che Vieni è? a capire. Stai chiagnendo un'altra volta, stai chiagnendo. Allora, la madre di non fare, fallo sciacquare un po' la faccia. Stai chiagnendo un'altra volta. Non si piange nella vita. Non si piange, è vero. L'uccello che sta in gabbia, o piange per amore, o piange perché si vorrei fame, mi pare, ma non lo so bene il giovedì. È venuta la mamma, è venuta. Ehi, Andrea, che la vecchia vicino a me. Gesù me! Gesù me, sono una femmina adesso! Io... Giornali, belle mani, si è asciutta carcerato, ma fosse venuto a dare un abbraccio. Perdonami mamma, t'abbraccio mamma. Figlio mio, sa come si dice? Marella mia. Chi ti va bene più di mamma ti inganna. Stai già parlando mamma. Se mi dice una cosa buona, ti sento. I cagnati da noi significa che non mi sentire, mamma. No, ti sento stessa, ti già sentito. Mamma, io ho deciso. Ho deciso che ti fa conoscere la innamorata mia. E se è una buona guaglione, perché no? Che vanno trovando in mamma? Che i figli si sistemano. E se tu ci tieni a questa mia sestimazione, io sta piccerella ma voglio pigliare la benedizione a tu, mamma. E questo ti fa no. Vuol dire che tutto quello che ti ha imparato mamma tua, qualche cosa è buona, rinde sentimento ti è restato. Mamma, ma ti scappa una volta in una colpa, ti sto pregando, sia buon pomeriggio, la sta. E sì, sa merita sta venerazione, perché no? Sa merita, mamma. Sa merita. La sofferta che la mamma come te non può mai sapere. È stata martorizzata, capisci? Se vuoi salvare, e io la salvo. Salva. Ha già capito. È una che le mie sapete. E mai permette a raggio che trasferisca da casa mia. Mamma, siete, poi... Sentimi tu invece. Io ho sofferto assai vicino a Padre, ma l'ho sempre rispettato. Ho soldato quando va in guerra e accompagnato la fanfara, ride, canta, le mette nei sciura, ma solo in guerra giornalista conosce il soldato, non so pericolo, non sa morte, e a così è pure la femmina. Non quando fa bene mia economia, ma non sa privazione, non sa miseria, là si vede l'onestà la femmina. I dà diritto al pensiero mio, muore in moto. Mamma, io sono stato 45 giorni carcerato. Tu fai conto che hai già fatto 3 giorni di carcere. Io in questi 3 giorni non me ne tiro a casa. Ti lascio tutta la possibilità e la tranquillità e la calmezza di pensare, va bene? A 3 giorni precisa oggi, io mi presento a casa che è innamorata mia.
tu l'accogli, l'accetta e la fai tra sì, mamma. A sta condizione tu non faccio nati. Faccio conto che sei stato condannato a vita, non ti vedi più. Ma ti aspetto. Insomma. Mamma! E sapendo che stai poco bene, non ti hai visto venire a rapire la porta? Allora hai pensato vuoi pregare? Che non si sente buono e non viene a rapire la porta? Che non si sente buono. Dopo un arello. Stai bello, sai? Stai proprio buono stasera. E come sei elegante. No, che c'entra? Elegante sei tu. No, sono asciutta così come stava a casa. Sempre a pesce. Veramente, quello è stato tuo figlio Gennarino che ci ha fatto vestire così. Sì, perché stasera, dopo che è venuto qua e ti ha presentato la fidanzata, andiamo tutti quanti a mangiare a un bello posto di mare, un bello ristorante vicino al mare. E là stiamo tutte uguali a mare, Carme, tutte uguali, a mare e uguali. Ma come stai bello stasera? No, io mi sono vestita più decente, ma mi si chiesto, perché aspetta, anatomia. Vai, che anatomia? Sì, ha pigliato un specialista dopo. Hai fatto buone, fammi bruciare. Bociarda! Aspetta, Mira, che aspetta figlia. Come sei stata sti giorni che non l'hai vista, Carme, 3 giorni? A chi hai portato un caffè a mattina?
Gennaria, mamma, svegliati il caffè. O caffè. Con vestito stirato, la camisa schiata in coppa a seggia, i calzini puliti. Sta chiuando, mamma, Genna, portati l'impermeabile. Oh, Carmen! Carmen, non mi fa mettere a paura. Io ci vado così per dire, vedrà la guancia. Madonna, come sei fatta fredda. Carmen, sto pure solo, sto. Come faccio a dare cambiare tu stai a fuori? Chi dai a te? Chi dai? Ti danno proprio vestiti nuovi, te. Ho chiamato il fuoco. Entriamo pure con il Coranima. E Coranima, una caccericcia sta parlando. Alfonso! Guardami più! E gli dati l'ha sbagliato piano, Carmen. E io devo fare piano da signore Eco. Alfonso! Ma che dai, ci abbiamo bracci per fare transizione? Ma che succede? È svenuto. E telefoniamo all'ospedale? Sì, telefoniamo a Campusano. No, io non lo tengo il numero di Campusano. Ma quale Campusano? E che mi ha telefonato? Ma nessuno lei mi ha fatto rinvenire, ma me non figlio. E non sa ci fa niente, che già fa? Chiamala. E no, potevi chiamato, ma fai Tanti ciuffiato, tanti ciuffiato. che già dici, che ti sa? Una carne è sciutata. Ma me lasci fare. Una carne è scedato, ma me lasci fare. Ma me lasci fare. Una Carmela! Signora Carmela! Carmencita! Chi ti si avviata annanzi per farti sapere che mi sono convinta che così senza ma dillo con una venerazione a voi. Vediamo un genere che tenga la macchina aperta a basso. Buonasera, una Carmela. E intengo l'antifurto, se fotte una macchina, mi parla bene. Viaggiano così, la persona senza paura che a te me la mano. Io non ce l'ho mai menato immaginamento. Io sta determinata cosa. E che la povera guaglione era innamorata. E che la camuretta d'amore vista. E chi ti dice che non è stata proprio l'anima santa benedetta da addolorato che l'ha fatto incontrare questa povera guaglione per lavare la mia casa. Vediamo un genere, ci mettiamo a parlare pure, ti mi metti a paura. Andiamo. Tu ha voluto bene addolorato. E non mi ha fatto che la povera guaglione morta e bella le dice una masca a mano. Perché può darsi pure che quando è espulso viene una difesa. E però cielo, ci vuole un buon rosa, bronne rosa. Ma no, ma chi è? Buonasera, una Carmela, non c'è niente. Carmela, la giustizia di Dio su questa terra ritorneranno tutti, e i vivi e i morti. Ma che so capitone? Tutto quanto. Andiamo un niente, voglio E bene. pure addolorato ritorni in tasta casa. Allora. E a sente addolorato ringallato. Ma no. Addolorato c'è vero.
zero. Ma non ne posso un po' di niente. Mamma, mi sono guidato all'unico. Guida. Ma che hanno imbarcato da moglie? Che E chi la manda? il giuro era morto, io sapevo. C'è un boglietto. Ma Ricky, non mi sentite bene perché non mi ha accettato. Accettato. Leg, come leg. Che ne sacci come scrivono i morti. La penna. E a roba piglia una penna. Ainda fosse mamma. Che le sorte, che le più grosse, che le tiene a lapide, capito? Accettate quando vi. Accettate quando vi si presenta ai vostri occhi. È un gesto. Un cesto. È un gesto. Ah, non c'è. È una mossa. È una mossa. È una Però di lì mossa canci che di acquietata anima redente. Auguri. Mi hai fatto venire a piede enorme, mi hai fatto venire a Qua la porta non si vede nessuno. È tutto oscuro. Ha visto una mano appesa con mazza mano così. Oh, ma perché mai ti chiamati te la così bella? A me, è che tu e me. E tu? Chi sta in un ruolo e tutte e due, marito e moglie. Carmen, mo ce ne caccia una tavola. Alfo, diamo un giro. Allora voi, allora c'ha resto calma, aspetta. È stato mia data. Ancora, tu mi prima asciutto passito, ti non mi dà tua. Grazie, ma... Aspettava prima che se ne vada la mano alla porta. Io non voglio vedere, ma non sono facile, che mi sono fatto di cuore. Andavo. Alfo, Sì. Varavapo. Tu stai malato in gamba. Poi, Io non sai di più, guarda sotto. Ci arrivo fino a là. Maronna, Chi è? Maronna. Guardate chi ci sta. Chi ci sta? Vicino. E là, poi... Forse passa nuaia. Ya passa nuaia inglese. Quelle. Arrangia mettere stombrella. Ma ti da bella... Obrite, cazzo, sì. Obrite, come dite l'otto. In gelai. Non vicino. Arroiata. Non vicino. Non hai visto nessuna mano che per l'altro fuori che ci brontoliava. Sì, ho incontrato una mano, anzi 4 mani. Uè, quante mani, è venuto che pariente, è venuto. La morte. A chi ha Ma buttato? come amore? Tipo lo Salvatore con chi tu da to. Mi hanno incontrato giù al palazzo. Mi hanno regalato questa rosa dai fiori che hanno mandato a Gennarino con la promessa per il grande avvenimento. Hanno mandato E loro. quelli hanno saputo che c'è la festa. La festa non ci sta vicino a te. Comunità radio. Comunità essere mia. Ma io la sta tutto quanto. E me ne va a Carmen, ma tu a quando ho visto, Carmen? Ma guardate come Uè, andiamo al ristorante, ci aspettiamo e aspettiamo me sposo. Accompagnate mia moglie che è incinta. È incinta vostra moglie. E quando è successo sto qua? Fai una bella figura. Mi ricordo proprio. Vedi cuore, non ricordi io, ti hai ricordato io. Da dentro non si può parlare. Sta nera come la capra a cimenea. Nera. Non ci parli, non ci Va parli. tu, va, scattete su. Permesso? Tu. E che fai, Cangoppa? Chi ti ha fatto salire? Battendo come la vivace, che questo non è casa tua. Sì. Ma ne va. Ma prima ci passi in mano a mano per tutto un male che l'hai. E l'abbraccio a te. Sta sposandolo. Me la vado su sacrilegio a coppa a cucina. E io, Gennarino, ti cerco
solamente la mia amicizia tua in Natale. Che stia male che mi facci sta via col là, dai. Salvatore, con l'amore ramate sono tornato in due porte a faticare una volta. Gli amici del porto appena mi hanno vista mi hanno fatto una festa. L'augurio e consiglio che te lo chiedo, levati in da sta ambiente. Sta ambiente è cattivo, non è per te. Sei giovane, tieni la salute, vattene all'estero. Tanto oggi rimane in da sto mestiere. O sente suoni i cancelli, o suoni i campani. Che belle parole che dici! Che belle parole! E seguito il tuo conto. Ma la fa. Ma ancora non mi. Ma non giusto mi. State mestiere. E voglio mettere in braccio. E mi piglio tutto il fango che là giù. Addio. Comando che ci arriva. Allora, che dacci a comandare, voglio che stai buono, anzi fa una cosa, aspetti giù al palazzo perché qua comunque vanno le cose, a male a destra la sposa mia, e tu fai la comandare. Io combatto. Ehi, che c'è tutto da fare. Allora, ti risponderà così, e tu sarai uno degli invitati. Sì, Gennarino, t'aspetto. Grazie. Grazie di tutto e tanti auguri anche da parte mia, Gennarino. Tu dicevi che erano due buoni guaglioni, Gesù mio, andavo, tu dicevi. Gennaro, che bella azione che hai fatto. Che bella azione. Evviva la sposa! E io mi faccio un'altra volta. Evviva la sposa! Ma che andiamo in due ristoranti, a picco fa. Andava alla mamma, ce ne dobbiamo andare, non capisci niente. Giornata aspettiamo il ristorante. Aspettiamo e... Ciao, mamma. Quando è paura, capito? Madonna mia! Gesù come cosa che è? Che si tiene a frega? Che si tiene a coppa a 39? Io me ne intendo frega, quando ci metto il termometro a pizza. Sempre 30 anni. È l'emozione, Gesù. A ragazzi, sta chiudendo, non parite, Va bene, Maronna, come sta chiudendo? Voi come fai a il ristorante vicino al mare? Mangiamo che brilla la birra. Basta che mangiamo. Uè, mi aspetti in la macchina e tu mi porti a mangiare. La macchina, dammi 3 ore che andò. Si atruamma la macchina. Vabbè, ma perché a Napoli sta roba nel mare? No, e poi mi sparito la me. Faccio trovate onde voglio perdere. Potrei decidere ma non lo faccio, capisci? Tengo solo a essa. Arrongono grosso dispiacere. Ha di certe cose che non mi può dire con noi. Mamma! Mamma, la porta innamorata qui. Lasciate la battaglia di giorno fa. Si sente una delle mie gambe. E mai perfetta che già si seccata. Ma guarda la mamma te ne vinta. Si chiama plurale e Maglone. Cadu una vocaccia.